Nell'aereo. Ah, nell'aereo? Nell'aereo. Cosa stava accadendo nell'aereo? Si hanno rubato la divisa dell'hostess. Che c'è se lo stesso? Tu non hai detto nell'aereo? Oh. Leggio, per favore, leggio. Perché finora qua lì giunto. Leggio nel senso leggio, non leggo io. Leggio, non leggo io, leggio. Leggio. Qua leggi? E allora leggo io? Leggi tu. Allora leggio. 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 Che cosa leggo? Che cosa leggo? Che tu hai il potere di farmi perdere la testa, di farmi perdere la pazienza, di farmi perdere la concentrazione. Stai tranquillo perché qua non abbiamo voto. Carne, non ti preoccupare. Dove eravamo arrivati? In via Dante. Chi ci casa la via Dante? Tu l'hai detto. Che in via Dante quel signore là facesse scoppare la via Libertà per andare a guardare che ora erano a Monreale. Perché da via Libertà anziché a Monreale qualcuno non glielo poteva dire che ora erano, scusa. Hai detto Cristiano si fece tutta incazzata. Un'ora a piedi per domandare che ora erano. Ma chi ci casa la via Dante? Tu l'hai detto la via Dante. Viandante! No, via Dante! Viandante! Non è via Dante, è Viandante! E lo pronunci male. Allora che dici via Entinea? O via Libertà? Dici via Dante, no? Via Dante. Ma Tu sei cretino, io? tu non capisci. I miei testi, Sì. i miei testi sono richiesti dai più grandi autori. Sai chi voleva recitare i miei testi? Chi? Giorgio. Uè, Sai chi è Giorgio? non lo conosco. Sto parlando di Giorgio Albertazzi. E allora? Sai cosa mi ha detto quando ha letto i miei testi? Sai cosa mi ha detto Albertazzi? Non ci rompi i cazzi. I miei testi li volevano pure musicare. Sì. Volevano fare canzoni dei miei testi. Sai chi voleva musicare i miei testi? Non lo so. Baglioni. Sai cosa ha detto Baglioni? No, Felice, no. Per cortesia, per favore. Quel viandante, in quella notte fredda, buia e senza luna, udì nell'aereo una musica celestiale. Scusa, una domanda. Le notti che la luce può morire quando so. Che c'entra questa C'è precisazione? la notte fredda, buia e senza luna. E allora? Dove mai l'hai visto la notte che la luce? Se c'è la luna rischiara. Se c'è la luna rischiara. Quel viandante udì nell'aereo una musica celestiale. Perché? Perché si avvicinava. Chi si avvicinava? Natale. È una camorria, sono impolato, visto, non ne posso più. Natale si avvicinava. Non lo devi far venire più, ma questo io non lo sopporto. Ecco, Natale. sto parlando di Babbo Natale. Manca a suo padre, posso dire. Manca a suo padre. Non lo sopporto, tutte e due non li sopporto. E Babbo Natale si avvicinava con una musica celestiale. Ma questa musica da dove proveniva? Da dove? Non lo so. Proveniva da una zampogna. Sì, la zampogna. C'è una zampogna, per favore? No, non c'è? No, non avete portato in questa televisione zampogna, non ce n'è mai. Fermo. Perché stai tagliando a me, scusa. Perché ti pare una zampogna? Fermo. Metti così, con l'altra mano, con l'altra mano. Fai così, piega così.
Metti così. Perché così? Così mi pare una zampogna gay. Sei nata a Portopalo? Sì. Allora hai adatto per fare un palo? Sì. Benissimo. Allora, cica. Allora, per prima cosa ci dobbiamo ammuffire ora. Come? Ci dobbiamo ammuffare. Ci ammuffiamo. È un professionista. Ragazzi, dobbiamo andiamo a mettere in posto un cembo con l'umidità. Ma che dici? Ma che no, questo è così cretino che ha messo io, ma cucino altro, è un scienziato do fisico che dopo là come si chiama? Frankenstein. Ein. Ti stupiaste? No, ein. Einstein? Ein. Einstein? No, Einstein. Einstein, questo qua. Ci dobbiamo ammuffire! No. Ci ammuffiamo ora! Camuffare. Ma sia di mensura che tu dica, ma fare la rapina! Mi scappavo! Silenzio! Allora, To. sì, Cacci sui cosetti. sì, i cosetti chi ci sono? Ah, me cosetta un ne. La sua cosetta non è? Non c'è. Ah, sì? Non c'è la tua cosetta. Ah, vuoi che vi sta fumando nella faccia? Io mi sta fumo? Ma tu che ti sta fumare, che già sei strafumato di natura, che ti sta fumare? Vabbè. Sei già... Se si diavo! Non capisci niente. Tu si per fare un palo. Non è che ringrazia il Signore che già ne ci sta strafumato! Non ne hai bisogno, tu devi fare il palo e basta! Sento dei passi. Si accalamini! Qui. Che c'è? Sento, signor La Rosa. E allora? È pericoloso. No, se ne viene vuole fare un sketch con noi altri. Sassuni! Avanti. Siamo tutti pronti? Sì. Allora, Abbiamo tutto. Sì. Le cose. ci vogliono dei ammi. Gli ammi. Li abbiamo portati. Meno male. Tu a testa. Esagerate, bastava uno a testa, E no? che fai? Non facciamo l'operazione? Tu così e tu ida. Così quando finisce la rapina scappiamo. Noi gli ammi. Oh, questo è così cretino che se facessi un campionato mondiale dei cretini a Ruas secondo. E perché mi Perché sei troppo cretino per arrivare a mancare prima. Vabbè. Gli ammi, non gli ammi per camminare, gli ammi per entrare, per fare l'aggressione. Basta. Vabbè. Le ho portate io le armi. Meno male che ci sei tu. Oh. Ho portato 2 fionde, nacche e temperino. E che mi pigliaste? Sto pensando canne per Robin Hood, faccia la rapina con l'arco, con temperino, faccia la rapina. C'è bottana magari. Ho 3 ce ne un'altra? No! C'è bottana. Chi da ca? Ah, un tiracattocci! Ma non si può fare con la tiracattocci, rapina con tiracattocci! È un professionista vero, ti può avere così, ci vogliono i pistoli, cose. Senti, facciamo così, visto che stasera sta cosa non si può fare, ehi, a stasera la mettiamo a modo. Io stanotte, domani mattina cerco, a mezzo i giocattoli dei miei nipoti, i giocattoli dei figli mio cucino Alfio, trovo 3 belle pistole che do con tappo russo e ci vediamo domani, che è un altro giorno qui, alla stessa ora, stesso giorno, stesso posto, noi stessi. In bocca al lupo. Arrivederci. Oh, questo è il fischio del capo, questo è il fischio del capo, è il mio fischio. Signor capo, mi è stato detto stasera la maffare. Io domani me ne chiedo da parrucchiera. Avanti. Cioè, ma guarda che rapinatore. Sento di nuovi passi. Cucina rosa. No, Guido Pestone, un regista. E allora? Ne abbiamo un dera per vedere se tentava la inquadratura finalmente. Gli sbaglia tutte. Allora, oh, cerchiamo di organizzarci. Perfetto. Allora, tu fai un palo. Deciso. Ma per forza palo. Sì, devi fare il palo, che è importantissimo palo. Vabbè. Tu sai a cosa serve un palo? Ah, fare che? Il palo serve che se in caso di pericolo tu fai un frischio, noi piglia ci riuniamo tutte qua. Sa frescare? Sì, saccio friscare. Firemo. Mettiamo alla prova. Saccio friscare non c'è bisogno. Mettiamoci alla prova. Poi. Polizia! E chi? Bene buono. Carabinieri! No. Non sa frescare, non sa frescare, No, ma non non me- sa frescare, non mettere in giro che sa frescare perché non sa frescare. Vabbè. Ma cosa di pazzi, vedi che palo? Sa cantare? Stai giocando a cantare? Mettiamolo alla prova. Polizia! È primavera! Ci hanno spacchiato in quartiere! Stunato! Ne sai tare pernacchi? Pinnacchi sì, pinnacchi sono bravo. Proviamo che pernacchi. C'è polizia? Non già fatto. Carabinieri? Leghisti? No, niente. Sabbola rossa? Bella. Buono, questo funziona. Pare un scelta buono, pensa a Savola Rosa. Va bene. Allora, tu fai il palo. In caso di Perché pericolo. sto fatto un palo, non mi piace. Ma perché? A fare un palo, sono bravissimo. E allora? Passangani, mi viene perché mi pisce un godo.
E tassuppe, che cosa ci fa? Cioè dobbiamo fare la rapina. Signor lui capo fa- killer, io che faccio? Noi ci introduciamo? Sì. Sì. Allora, tu entri in del supermercato insieme a me e ti occupi subito degli uomini. Li distrai a tutti gli uomini. Un banconista, io mi precipito alla cassa, mi rubo da c'è la cassiera e mi faccio dare in biglietti di piccolo, medio e grosso taglio tutti i banconoti e mi metto in dangoppo. Va bene. Un momento, e se facessi una resistenza? Perché ci sono i partigiani? La resistenza, che io non mi vogliono dare l'incasso. Io sono per la non violenza, per cortesia. E casomai ne andiamo senza incasso. Ah no? Io un gas voglio, senza un gas non me la vai. Cerbottana. Ne potremo ieri? Ne potremo ieri. A cosetta? Mettiamoli così. Ma su, usate. Sì, su di me, frate. Detto frate? Mm, Ma perché chi è stereosessuale? sì. Io me potevo lavare prima. E non però. ho tempo. Mi raccomando. Ah, Chi? io sogno. Ah, sì. Già mi stracansai, non mi conosci più manco io. Oh, noi stiamo andando. Mani in alto! È un confidente di costura. No, ti visti che mano caputtate? E allora? Mani in alto! Ca? No! Mano così! Entro così, a fare la rapina entro così. Chi è il capo? Oh. Io usaccio una sarà metti in mano. Amonino. Lo sapevo io! A letto! A letto! Sì. Non me E ora? l'aspettavo. E ora che facevo? Me l'aspettavo. Ma morto sobetane, ma cose dei pazzi, ma cose... Ma che fai? Presto, scappiamo. Scappiamo. Presto, scappa. Scappiamo, presto. Ma che sono io? Un ostacolo insormontabile. A costura! Di più, di più. A costura i carabinieri! Di più, di più. A costura i carabinieri e i carrammati! Di più, di più. Oh, tu che più successe? Chiuso per fallimento. Ma va, per favore, va! Almanacco del giorno dopo valevole fino alla mezzanotte di domani. Situazione. Sul nostro settentrione, sul nostro meridione e sul nostro onore, cielo sereno o poco nuvoloso. Il tempo previsto. Domani in Italia il sole non uscirà, perché stanotte è tornato a casa tardi e i suoi genitori non lo fanno più uscire. Ci sarà comunque sua sorella, la luna, che è maggiorenne e quindi può stare fuori fino all'alba. Ed ecco le minime registrate quest'oggi in Italia. Milano 7, Torino 5, Genova 4, Firenze 8, Bari 3. 5 meno meno. Poi hai un impreparato. Bari, ti interrogo domani. Mari, Mossi, con moto ondoso l'Adriatico. Con moto Suzuki il Tirreno, con moto Kawasaki lo Ionio, tutti a piedi i rimanenti mari. Mar Tirreno mosso, marmellata dolce, marmitta rumoroso, Martini secco, Marcella bella, Marzullo brutto. Facciamo insieme. Proviamo a farlo insieme e questo viene bene. È carino insieme, dai. Marcella bella, Marzullo più brutto. E così è bruttino. Marcella bella, Marzullo brutto. Ancora più brutto. Marcella bella, Marzullo brutto. Minchia quanto è brutto. Orribile. 20 21 22 23 24 25 Natale, 26 Santo Stefano. Il santo del giorno. Domani San Dokan. Auguri a tutti quelli che si chiamano Dokan. E adesso il proverbio del giorno. Chi trova un amico telefona a chi l'ha visto. E per oggi è tutto. Buon pro vi faccia. Mercoledì al bar per giocare alle schedine, giovedì partita di calcetto che io non gioco ma un giro negli spogliatoi me lo faccio volentieri, venerdì sala corse, sabato discoteca e domenica senza cena, senza cena senza donne. Lei mi ha detto, guarda, anch'io sono impegnata, faccio sesso tutte le sere, chi c'è, c'è. Un ragazzo faceva 18 anni ed era stato promosso
contemporaneamente ai 18 anni che aveva fatto, giustamente va dal papà che era un maresciallo dei carabinieri e dice: papà, siccome ho fatto 18 anni e sono stato promosso, me la regali una macchina col telefonino? Il padre subito, il maresciallo dei carabinieri, dice: che faccio? No, sai, ho fatto 18 anni, sono stato promosso, se mi regala la macchina col telefonino, insomma, sai come sono i figli, no? Convincono sempre i genitori. Il padre gli regala questa macchina con il telefonino. Però prima di dargli questa macchina, il padre, maresciallo dei carabinieri, fa una raccomandazione, dice: guarda, io la macchina te l'ho comprata, il telefonino pure, ma se mi accorgo che vai forte, primo t'abbotto di cazzotti e secondo ti ritiro la macchina. Non ti preoccupare, papà, guato piano piano. Una sera sto ragazzo esce, rientra verso mezzanotte, il padre lo stava aspettando dietro la porta, come rientra gli da una papagna. Oh, dici: papà, ma perché mi hai manato? Tu andavi forte, ma non è vero, papà. Tu andavi forte, ma non è vero. Tu andavi forte, ma non è vero. Ma chi te l'ha detto? Ti ho chiamato al cellulare, pure la signorina ha detto che eri raggiungibile. Una sera, mentre ero nella mia casa di Baida, stavo ascoltando un programma alquanto noioso, quando a un tratto il mio amico si alza e mi dice... Chi mi dice? Ah, scusi, ma dov'è il bagno? Una sera come amico in mia casa in Bahia sentivamo Vanna Marchi che scurava coração. Quando a un tratto amico mio disse: onde sta o cielo? Io rispondo: amico mio, come sempre in fondo a Deo. Tutti! Cin 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 Che se vuoi tu ce ne vieni. Io non mi ricordo cosa devo dire adesso, perché passa con una siamo qua insieme, vai avanti, vai. Passavano le ore, i minuti, i secondi e tante altre cose passavano. Ma ancora il mio amico non si faceva vivo quando mi sono incuriosito e allora ho detto: come mai questo mio amico non viene fuori che è andato al bagno? Allora sono andato al bagno pure io, perché mi sono detto: come mai questo mio amico non viene fuori? Va bene. Aveva combinato un casino pazzesco. Ma te porto tutto, sei come dopo un'ora se usciu e se un poco dimagriu. A faccenda non è chiara, ho giuvau a controllare. Ha spurcato tutto acceso, a caccheggi na boquete. Ha spessato a catena, o di scago ma scassau. Perché è uno sciocco. Perché o strunzo. 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 Cin 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 metti ciufra la mano. Ma che ti prende ogni tanto? Ogni tanto che ti succede? Passavano l'elicottero, l'aereo e pure i carri. Passavano le ore, i minuti. Ah già, sì. Da quella sera non dormo più, non mangio più, non penso più, non faccio più niente. Le spese che ho dovuto sostenere per rifare il bagno. È tutto soltanto esclusivamente per colpa di quello sciocco. Adesso traumatizzato, è vero? Vabbè, attacca, sciocco, è vero? Da quella sera io non dormo, paradanno che mi feu. Ho dovuto cambiare accesso, ho rifatto la mocheu. Ho comprato tanta carta, mi si piace morbidezza. Allo struso si lo pesco, mangiato con la culessa. Perché è uno sciocco? Perché è sempre struso. È uno sciocco. È sempre struso. È uno sciocco. È sempre struso. È uno sciocco. No, è proprio struso. No, diciamo sempre questi tre che siete in conto. Allora c'è sempre il... Forza, chi vuoi? Forza, uno, la... A scuola mi sento. Poi il francese,
e il palermitano. Io sono abituato, consentite. Ma allora, dunque, questi tre che devono fare questa volta se ne vanno a fare un safari, se ne vanno safari, se ne vanno in Africa. Perciò in Africa vanno a cacciare, che vanno a pigliare tutti i animali, se la vanno a buttare a casa. Giusto, se ne vanno, signore. Dove c'è l'ultimo fazzoletto di terra, non c'era l'ultima tribù di cannibali. Chissà appena vedono carne nuova c'è. Ma pigliamole, pam. I pigliano i cattura, si mettono e si portano a villaggio. Boom. E si portano anche, arrivano con un carne fresca, olè! Oh, poi idea, tutto con te. Arrivano con questo qua. O secondo tu ci fa, perciò ti ferma. Dice, avevamo le celle frigorifere chine, tutte cose avevamo, musso, centopede, calcagnolo, tutto avevamo. Dice, che facciamo? Dice, divertiamoci. Parla con chi ci fa, ma volete vivere? Dice, sì, tutto quello che vuole lei, perfetto. Dice, io vi do la vita, però voi dovete superare 3 prove. Quale sono? Secondo? La prima prova, dovete bervi, attenzione, 40 litri di whisky di canna ruzze, burro, carote, che avevamo una tecca. No, se l'ebbero che facciamo una. Se ce la facete stare gritta, dovete andare a 7 km dal villaggio e ci avete a girappisare un peare o King Kong. No, tu, attenzione, no. E ci avete a girappisare un peare o King Kong. 10 metri ogni pelo, 1,5 metri. Se riuscite a tornare dal King Kong, dovete tornare al villaggio e fare l'amore con la vecchia del villaggio che aveva 194 anni. Meschi. Pur di aver salvato la vita, ne fottiamo, poi tu francese, parto io, guarda, voilà, perciò un secondo, dice prego. Un francese si attacca a una damigiana, ma in Francia sono abituati a venire lì cose leggere, champagnini, cose liete. Appena arriva a 15 litri di whisky di canna, ruzzi, bibbo dell'Africa, scoppa longo in terra tutto ubriaco. No, pignatone, olè, poppete, cominciano a bucchiare, pignatone, bum, chi comincia a bucchiare. Arriva l'americano, perché poi, ok, chi sto spiegando, chi sono più abituati, whisky, scotch, barbur, cose su più, mi assecala tutte 40 litri meschino morte, e poi te vai a giungla, che ci vai a pissare un piede, o King Kong. Dopo 10 minuti, silenzio. Un secondo chi dà vedetta a secondo, e non si vede nulla, mezz'ora, un'ora e mezza. Ma che succede? Un secondo niente, sarà a pallesse lo King Kong, ma fottete, ciao francese che si abbugliano, palermetanecca, fottete. Dopo 3 ore lasciano perdere, dice, o palermetano. Allora chiedo, secondo, che sa, dice, io sono abituato per assuppare, diciamo, dice, 40 uova ciuruse si possono avere, dice, prego, c'erano l'uova. Perciò si picchiano l'uovo, che so, che un cucciavo. Perciò chi si picchia sta damigiana e comincia a bere. Io sono abituato nei taverni alla grande, di 40 litri su vive, tipo acqua minerale, splash, tranquillo. Dopo 40 litri piglia e poi tutto ubriaco per la giungla, chi dice a pixare un però King Kong. Passa un quarto d'ora, a un certo punto di voce, te rompico, di voce impressionante, insomma, silenzio. Benzuno, un'ora, un quarto, vedete, sì, non c'è nulla, ma può essere mai mischino pure palermetano, ne sarà poi stato King Kong, Segone gioco palermetano! Signore mi arrivò palermetano. Ah, ma che c'è penniato. Un braccio che c'hanno con la vista maniera. L'occhio che ci faceva che lui con c'è tutto davanti. Tutto raccosì arriva davanti. Un secondo si ci avvicina. Un secondo ci fa, che parlasse? Ci tu pure una spada e ci fa, secondo, ci non è la via che c'è pista rupiere. Dice che nel mondo ci sono 7 donne per ogni uomo. Io sono in coccio chi da canale 14, che canale 15, 14, perché 7, 14. E una volta l'ultima volta che ho conosciuto una donna era bellissima, l'ho conosciuta alle 8, abbiamo mangiato e alle 10:30 eravamo a letto. Io da sua casa e a mia casa. Quindi abbiamo avuto sempre questo rapporto, io ho sempre avuto questo rapporto molto fertile con le donne, veramente. Ogni volta poi dice che canti, canta, e io andavo in spiaggia con la chitarra a cantare Baglioni, Battisti, ora che ci canti con la chitarra in spiaggia? Chi ci canti? Masini! Maria Masini, no!
Masini! Delicatissimo, accendi la radio la mattina e qui c'è Masini che ti manda a fare un tuo culo. Guarda. L'indomani accendi la radio, sempre Masini, bella stronza, ora ce l'ave con me solo, vedi che vuole? Masini, che lui ha fatto le canzoni contro la droga per i giovani. Perché lo fai e a me non mi chiami mai. No, mistica. Le canzoni bellissime sono quelle di, veramente, Battisti. Battisti in Sicilia non si poteva cantare. Battisti in Sicilia non si può cantare. Battisti in Sicilia non si può cantare. Che ne sai? Non faccio niente, io che poi, non faccio niente. 10 ragazze per me. Mica puoi dirlo. Io lavoro e penso a te. Sono in strada e penso a te. Passa una macchina e mi metto sotto. E penso a te. Sono al buio e penso a te. Sbatto muro e penso a te. Ma all'avanco mi rompo un'amma e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo che poi te ne sfighi muore, figlia mia, che a casa. Queste cose così. E poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non posso non finire questo intervento musicale con quello che ci viene propinato ogni estate. In estate c'è sempre una danza, ce n'è sempre una. E se ci ha cominciato 20 anni fa con se fottero motore cacatena cacatena, se fottero motore cacatena cacatena, se fottero motore cacatena cacatena, cacatena, lei una cosa. Finire con finire con che bellissimo quell'altra canzone, quella del Chan, Emilio Chan, a quanto su Emilio Chan. E il tiki tiki tac che mi pareva di caramella a mia. Infatti la canzone mi pareva che faceva taccati i chewing gum, tristi pochi tiki 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 tac. E poi, ragazzi, il meneito, dove lo mettiamo il meneito? Tu ricordi non ti metto il meneito, che? E quindi lo spagnolo, la musica è spagnola, lo è spagnolo che i Gypsy King sono 8 frati, lo è spagnolo è sempre incazzato. I Gypsy King 8 frati che sono una chitarra, pensa che era contento o pace. A tavola, cosa finiti di suonare proprio? E non perché aspetta. E non perché tocco che tu. E non me che tocco te. Non me che mi tocco te. Che to meo che to tuo che to meo che to tu che ti qua o meo che to è. Como cochu. Comunque, capignata, come la cosa, ragazzi? Poi la cosa bellissima è chi te Matteo, que Matteo è! Per la particolarità delle canzoni spagnole, titolo Yo te quiero, testo Yo te quiero. È una canzone rura triuri. Esempio. Sono venuto a cantare una cacà, ma non sono venuto a cacà una cacà. No, tutti mi dicono, ma perché io ho un dick. Schumacher! Un dick solo. Dicono, perché non fai qualcosa per pubblico!
Cioè, perché non fai qualcosa per il tuo tic? Ma sai quanti va? Ma con cacà che pepe. Ma sai quanti Valium ho preso? Quanti medicinali? Ho preso tanti di quei medicinali che ogni volta che tossisco guarisco qualcuno. Anche il mio cucù. Anche il mio cugino c'ha un sacco di tic. Ora l'hanno arrestato. Perché rubava sempre allo stesso supermercato. Perché aveva i prezzi più bassi, capito? Andava sempre là. Era conveniente. Allora gli ho detto, guarda, siccome lui è cretino, gli faccio, senti, ti dico una cosa in napoletano. La dico piano, dice, hai voglia e metro rum, o strunzo, non diventa mai babà. Questo è difficile questo. Allora Schumacher! Boom! Non basta più. Allora ho incontrato un vecchio mio con cacà che pepe. Un vecchio mio amico di corso. Facevamo il corso per babbettare. Come stai? Lui mi fa beh, gli dico mi. Siamo stati un'ora e un quarto come stai? Sono un po' esaurito. Perché non vai in vacanza? Dice, 2 anni fa sono andato in vacanza al mare e mia moglie è rimasta incinta. Bravo. L'anno scorso sono andato in vacanza in montagna e mia moglie è rimasta incinta. Bravo. E quest'anno me la porto dietro la zoccola, m'ha detto.